Buongiorno amici e benvenuti a questa puntata di Tutto Campo Minuto per Minuto. Io sono Valentina e oggi saremo qui insieme per tenere d'occhio la partita della Clivense contro San Zeno. Abbiamo una puntata ricca di appuntamenti sportivi perché non è solo questa la gara che si disputerà questo weekend, ma saranno anche tante altre, quindi noi parleremo di calcio, parleremo però anche di tutti gli altri sport, di rugby, di pallamano, di pallanuoto e di tutte le squadre che appunto hanno giocato in queste ore e che giocheranno questa sera. Concentriamoci però già da subito sulla partita che vedrà oggi, che sarà protagonista oggi del nostro programma. Stiamo appunto parlando della Clivense contro il San Zeno, partita che inizierà alle 14:30, quindi tra pochi minuti. Sul campo avremo il nostro Luca Corradi che farà la telecronaca della partita e che sarà pronto per raccontarci tutto quello che accadrà proprio in diretta. Partita che si svolgerà al campo della Busa, la famosa Busa di Verona, un campo un po' discutibile come collocazione, però vedremo se anche oggi sarà un campo che ci regalerà dei risultati positivi. Ricordiamo che la Clivense è prima in classifica, 7 le partite giocate per in questo campionato e saranno ancora 7 partite giocate, nessuna sconfitta e nessun pareggio. Quindi vedremo come si svolgerà la partita di oggi. La partita precedente infatti è stata invece quella della Clivense contro il Cresi sabato scorso, mentre la prossima sarà giocata invece contro l'Atletico Squarà. Andiamo a vedere un attimo quali sono le posizioni delle due squadre. Appunto abbiamo detto classifica della Clivense, 21 punti, 7 partite giocate, nessun pareggio e nessuna sconfitta. San Zeno che invece attualmente si colloca ancora nella fase di play-out, nella fascia dei play-out, con 9 punti, 7 partite giocate, quindi pari partite, 3 partite vinte, 0 pareggi e 4 sconfitte. Andiamo a sentire però, direi subito, il nostro Luca Corradi dal campo, direttamente dalla Busa, per farci raccontare anche lì qualcosa della nostra partita. Ciao Luca, benvenuto. Ciao Valentina, ciao agli amici telespettatori di Teleradio Adige, siamo qui al campo Ligabò di San Zeno, una Busa storica, la più storica sicuramente dei campi del calcio veronese, un campo che ha tanto di romantico da raccontare. Vedete alle mie spalle non solo il manto verde ma soprattutto le antiche mura medievali che incorniciano questo scenario spettacolare, storico e caro a molti veronesi. Di cui sono passati Del Piero, Guidolin, Scala, insomma tanti giocatori e allenatori che poi hanno calcato anche palcoscenici più famosi. Puntualissima rispetto al vostro collegamento, al nostro collegamento, sta iniziando anche la pioggia che ci aveva graziato finora, invece adesso sta aumentando copiosamente e sicuramente sarà un fattore anche per il gioco e per la difficoltà dei 22 minimo che saranno in campo quest'oggi. Come hai già detto, è una partita che la Clivense vuole cercare di vincere per allungare a 8 su 8 la striscia di risultati e di vittorie consecutive. Il San Zeno un po' più indietro in classifica, ha la seconda peggior difesa del campionato, ne ha presi praticamente tutti nelle ultime 4, tolta la vittoria di Pozzo, però insomma è sempre anche una festa. Ricordiamo, sono due squadre storiche praticamente entrambe di due quartieri, no? Che hanno avuto due storie molto diverse. Oggi c'è il San Zeno del presidente Gianfranco Casale che è, pensate, il patron dal 1979, ha ereditato proprio lo scettro dal fondatore Ligabò. Insomma, a suo modo è sicuramente un'altra delle figure più storiche del calcio dilettantistico veronese. Ci abbiamo appena parlato, ha ringraziato per lo spazio che stiamo dando alla terza categoria grazie alla Clivense, nella speranza che questo poi non evapori nel momento in cui la creatura di Pélissier vada a calcare poi i palcoscenici che più le competeranno. Abbiamo cercato di parlare anche con Mister Allegretti, ci ha confermato le varie assenze che sono sempre tante e che verranno recuperate solo nelle prossime settimane. Vi diamo la linea, l'appuntamento dalle 14:20 sui consueti canali Facebook, YouTube e Digitale Terrestre per San Zeno Clivense.
E grazie mille Luca, direttamente dal campo appunto della Busa. Noi andiamo a vedere però quali sono le altre partite che si giocheranno sempre oggi. Già dal nostro daily possiamo guardare le partite appunto della terza categoria Girone B che giocheranno insieme alla Clivense. Andiamo a elencarle. Virtus Verona e Vestana Nova hanno giocato ieri e la partita è finita in pareggio, quindi 1-1. Quelle che si giocheranno a partire dalle 14:30 di oggi saranno invece Atletico Squarà Pozzo, Cresi Arena, Edera Veronetta Corbiolo, San Zeno Verona Clivense, Soave Zaigolosine Calcio, riposa invece il Borgo San Pancrazio. Queste le partite di oggi, tempo non favorevole, vedremo quali saranno i risultati e speriamo appunto in un grande risultato soprattutto della Clivense. Andiamo a guardare però invece anche gli highlights della partita contro il Cresi. Partita che appunto si è giocata sabato scorso 6 novembre e che ha regalato altre grandi vittorie. Quindi io direi diamo subito uno sguardo a quella che è stata la scorsa partita. Squadre che stanno entrando in campo, la Clivense con la sua casacca granata con pantaloncini neri e il Cresi con la storica divisa biancazzurra. L'arbitro che dà il via, amici sportivi, a Clivense Crezi, buon divertimento. Motta verso Inzerauto, solito scontro a sportellate con Yallow, ce la fa stavolta ad andare via. Inzerauto tiene in campo il pallone, tutto buono. Dall'altra parte il colpo di testa e il gol! Vantaggio! Molto bella l'azione di Inzerauto che assist e la rete è di Mehmedi, 1-0 al 9° minuto. Beneduce. Lancio ancora per Mehmedi, scatenato 1 contro 1 con Gaspari sulla destra. Il dribbling secco, rientra sulla sinistra, palla in mezzo, molto bello, Inzerauto, stop di petto, il destro al volo, la palla resta lì, 2-0! Che meraviglia, amici sportivi, che gol, che azione, ha segnato De Pani. Buona qui la manovra della Clivense, palla messa in mezzo, c'è Gaspari che allontana, Beneduce, poi De Pani un po' a campanile, ancora Gaspari, anzi è Marzoli, poi Vitale, grande azione di Vitale, ne scarta 3 Vitale, area di rigore, palla sul destro, Vitale! 3-0! Ma che cosa ha fatto, amici sportivi? Paolo Adriano Vitale, il primo gol in campionato per il capitano. Ancora Inzerauto, cerca lo spazio per il traversone, lo trova, attenzione la rovesciata! Dei Zeppi, qui chiede troppo, perde il pallone, Fontana. Palla sul destro per Fontana, se ne va fuori, si arrabbia Pavoni, ha ragione, qui De Zeppi ha peccato di superficialità, in avanti per Mehmedi che deve fare sponda, ci riesce, Inzerauto, finisce il primo tempo qui amici sportivi, 4-0 per la Clivense sul Crezi. Assolutamente, tutto pronto per l'inizio del secondo tempo con Cucco che dà il via in questo momento. Guardiamo Olivieri subito con un sapiente tocco di esterno per Inzerauto, palla sul sinistro, la grande parata di Brantini, poi arriva Olivieri e scheggia la traversa. Sul pallone c'è Letayev, Ayman Letayev, classe 94, abbiamo detto 5 gol, per lui li ha fatti tutti in 3 partite, no? Nelle ultime 4, esclusa l'ultima praticamente, ha fatto una tripletta contro San Pancrazio. Quindi di assoluto valore, palla in mezzo, Pavoni, eccolo qui, il primo intervento della sua partita, ancora Inzerauto, forse l'ultima azione della partita. Ne ha ancora, attenzione. 1 contro 1 con Yabang, rientra Inzerauto, poi la palla che gli scivola via, Braga, destro a giro, Braga! 5-0! Applausi! Eccola qui la fine della partita, 5-0 per la Clivense sul Crezi. Abbiamo visto gli highlights della partita scorsa contro il Cresi, bellissimi risultati direi, perché un grande qui 5-0 è un grandissimo risultato. Clivense che tra l'altro è una squadra che ha anche avuto a che fare con degli infortuni, quindi
Vedremo quali saranno i risultati in campo dopo gli ultimi infortuni e una pioggia che non risparmia nessuno. Altre notizie però sempre dal mondo sportivo riguardano sempre il calcio, ma altre squadre veronesi. Questo weekend Hellas Verona non giocherà, ma giocherà invece un'altra squadra veronese che è quella dell'Hellas Verona Women contro l'Inter, partita che si svolgerà sempre alle 14:30 per la Serie A femminile appunto. Altro invece il risultato che è d'obbligo commentare è il risultato dell'Italia ai mondiali di calcio, anzi la qualificazione ai mondiali di calcio di ieri sera. Italia-Svizzera, Italia mondiali da prima nel girone. Ora però è un rompicapo. Cosa serve per evitare i playoff? Qualificazione ai mondiali di Qatar 2022, quali le combinazioni che serviranno all'Italia appunto per riuscire a passare? Prima nel girone l'Italia, abbiamo detto, pari punti con la Svizzera. Si decide tutto all'ultima giornata del gruppo C dopo il pareggio amaro dell'Olimpico con l'1-1 con la Svizzera. Anche per il calcio di rigore sbagliato da Jorginho nella sfida contro l'Irlanda del Nord di lunedì 15 novembre a Belfast, l'Italia si gioca tutto per ottenere la qualificazione ai mondiali di Qatar 2022. Non può sbagliare nella speranza che anche la Svizzera non riesca a fare il risultato pieno contro la Bulgaria. È in ballo infatti il primato nel girone e soprattutto la grande opportunità di evitare i playoff. Vedremo allora anche qua quale sarà il risultato dell'Italia e tifiamo per il girone. Ultima delle notizie che andremo a guardare oggi è invece quella della Vetrocar CSS. Partiamo sempre dal nostro daily per tirare fuori questa bellissima notizia, perché un'altra grande vittoria in casa CSS è arrivata proprio ieri nella partita alle piscine di Verona. Vetrocar CSS alle veronesi basta metà gara per imporsi a Como. Si è chiusa 6-12 la partita tra Como Nuoto e Vetrocar CSS Verona. Le veronesi si sono imposte portando subito a casa la vittoria finale. Bene, io direi che le notizie che dovevamo dare le abbiamo date, perché abbiamo fatto una panoramica generale un po' di tutte le squadre che giocheranno appunto questo weekend, dei risultati che abbiamo già avuto. Io darei la musica, ci fermiamo un secondo e poi ritorniamo qui per dare la linea al campo del Clivense con la partita alla Busa di Verona contro il San Zeno. Quindi a tra pochissimo amici, rimanete collegati con noi.